Ben ritrovati telespettatori di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre per una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, puntata numero 18, come al solito in campo tutti i dilettanti siciliani dalla Serie D sino alla prima categoria. Oggi abbiamo un parterre di ospiti assolutamente professionale, professionistico, come vogliamo chiamarli i nostri due ospiti di oggi. Abbiamo Antonio Foti, giornalista, no, lui è veramente Salvo Castrina, che vado subito a salutare. Buonasera, ciao Salvo, ben trovato. Grazie E a poi voi. appunto, come ho detto poc'anzi, abbiamo anche Antonio Foti, giornalista acese, ci tengo a sottolinearlo, grande conoscitore del calcio siciliano e anche in modo particolare quello acese, perché lo hai seguito per tanti anni, lo segui ancora da tanto tempo. La Serie D, la Gazzetta dello Sport non la tratta tutta, però insomma sì, la seguiamo. Sei contento di questa ciriale di questa stagione, di questa parte della stagione? Perché insomma bisogna classificare la stagione della ciriale in due sostanzialmente. Sono molto i tifosi della Ciriale Calcio, io sono di Ciriale, ovviamente seguo anche le partite della Ciriale Calcio, non v'è dubbio che mi fa tanto piacere se la Ciriale può far bene nei vari campionati. Alla Ciriale c'è grande entusiasmo, certo, quindi immagino. in questo momento oggi si racconta, non l'ho vista la partita perché ero impegnato altrove, ma si racconta di una Ciriale veramente battagliero che è riuscito a rimontare. E ci piace comunque questa Ciriale che ha cambiato pelle da un paio di mesi a questa parte, forse anche la serenità insomma della società, anche la serenità e la maturità di un allenatore come Romano. Romano è certamente un allenatore di categoria, non che Carlo Breve non lo sia stato. Assolutamente, ci mancherebbe. Ha un'altra verba, un altro spirito, un po' più tenace, e quindi va a, come dire, interfacciarsi forse meglio con i giocatori giusto, a disposizione giusto. in questo momento. E poi c'è anche un pizzico di serenità all'interno della società, e questo fa tanto. In estate Gianluca Cannavò, che è un acese, sì, ha messo su questa associazione Siamo Solo Noi, mi pare che sia da supporto. Noi siamo la Ciriale, ecco, noi siamo la Ciriale, da supporto, e ha dato tranquillità, un ambiente che ha delle tradizioni ma che ancora arranca nelle categorie, diciamo, semiprofessionistiche. È vero, è vero. La serenità non è mancata sicuramente in queste ultime settimane a Messina, spinti anche da una semifinale di Coppa Italia Nazionale. Salvo, siete contenti? Avete insomma resettato da un paio di settimane, adesso i punti stanno arrivando, la classifica migliora appunto di domenica in domenica, c'è dell'ottimismo. Parliamo chiaramente della CR Messina Serie D. Sì, diciamo che abbiamo intrapreso una strada che cercavamo e vorremmo continuare a perseguirla fino alla fine, quindi ancora siamo in piena bagarre retrocessione, perché siamo 4 punti sopra la zona rossa, vorremmo tirarci fuori quanto prima possibile. I risultati parlano dalla vostra, sì, quello momento, sì, perché è così poi concentrarci per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, certo. E se dovesse andare bene per la finale, che comunque al di là del discorso ne parleremo della partita di Coppa, perché sì, insomma abbiamo anche delle immagini del bel pareggio in quella di Giulianova. Chiaramente il risultato unico di questa giornata, perché la Serie D ha riposato, è proprio il recupero al Tupparello tra Ciriale e Turris, che si è concluso appunto con il pareggio di 2-2. A tal proposito abbiamo dunque la classifica finale attuale di questa Serie D Girone I, che andiamo subito a vedere, una classifica che vede come al solito sempre il Bari in testa con 62 punti, con 51 la Turris Calcio, 41 per la Ciriale, 40 per Marsala e Portici, 37 per Castrovillari, Gela Calcio e Cittanovese, 36 punti per Palmese e Nocerina insieme al Troina, 31 punti per il Messina, 27 per Città di Messina e San Cataldese, 26 per Locri Roccella, 20 punti per il Rotonda, ed infine chiude la classifica un'altra squadra messinese, l'Egea Virtus, con 19 punti. Si ritornerà in campo tutti insieme naturalmente domenica prossima. Domenica sarà la 10ª giornata di ritorno, domenica 17 marzo 2019. Questo è il tabellino degli incontri: Marsala Ciriale, Bari Castrovillari, Messina Città di Messina, San Cataldese Gela, Turris Igea Virtus, Cittanovese Locri, Troina Nocerina, Rotonda Palmese ed infine Roccella Portici.
Allora, a questo punto possono già partire alcune immagini proprio dello scontro Aciriale Messina di un paio di mesi fa, che ci fanno capire comunque come queste due squadre siciliane effettivamente in questa stagione tra alti e bassi hanno regalato emozioni al proprio pubblico. Per esempio, iniziando appunto dalla Aciriale e parlandone anche con Antonio Foti, anzi no, ne voglio parlare prima con Salvo Castorina. Salvo Castorina, che cosa è successo a Messina? Perché all'inizio si aveva un obiettivo, poi al ritorno cosa è successo in questa parte della stagione? È cambiato qualcosa? Che cosa è successo? Tu che sei stato proprio dentro il tessuto messinese ci potrai dire la tua. Intanto non mi fa sicuramente piacere vedere queste immagini. Lo so, questa è una sconfitta anche sonora in casa Acese, 3-0. No, qui perdemmo in casa e ci fu l'esonero di Piero Infantino. Sostanzialmente sono cambiati gli attori. Io sono arrivato a settembre con la squadra già fatta e gestire un gruppo di giocatori, buoni giocatori, ma che non erano tuoi, o quantomeno non erano stati scelti da te, poteva anche venire difficoltoso. A dicembre abbiamo resettato tutto, siamo ripartiti da zero e abbassando anche il monte ingaggi, anche perché non aveva senso spendere tutti quei quattrini per un campionato diverso, e dopo qualche mese di assestamento, Sì. bene o male i risultati stanno dicendo che stiamo facendo un campionato diverso. Possiamo dire che forse si sono incominciati a buttare le basi per un progetto un po' più chiaro già dalla prossima stagione, già per la prossima stagione? Questo dipende dalla volontà della proprietà. Noi siamo dei professionisti e saremo a disposizione fino al 30 giugno, poi la proprietà deciderà se continuare o meno con fare altre scelte. Sicuramente una cosa che ci tengo a precisare è che si è creato un gruppo importante tra i ragazzi che Sì. a inizio stagione probabilmente non si era riuscito a fare per 1000 motivi. Quindi cambiando l'atmosfera. Squadra costruita in corsa, 3 allenatori, 5 direttori, un po' di situazioni strane che comunque non ti permettono di creare le basi per un campionato importante. Quindi cambiando atmosfera, cambiando tutto, bene o male, sembrerebbe che da 4 partite a sta parte abbiamo un filone diverso. Bene, e proprio di filone positivo sicuramente possiamo parlare, infatti possono già partire le immagini di Real Giulianova Aciriale. Siete andati a giocarvi la vostra semifinale con una certa autorità, con una certa anche personalità, portando a casa un pareggio che probabilmente è anche di buon auspicio a questo punto per il ritorno ad aprile. Sì, noi volevamo uscire da lì con un risultato positivo, anche perché comunque l'ambiente era abbastanza caldo, eravamo riusciti a passare in vantaggio, poi c'è stato, l'arbitro ha decretato rigore per loro, dubbio. In ogni caso il risultato positivo che ci permette di andare a gestire 2 risultati su 3 e darci la possibilità di fare la finale, di partecipare alla finale di Coppa Italia, che comunque nessuna siciliana ha mai vinto, ma nessuna siciliana, alla quale nessuna siciliana ha mai partecipato, quindi sarebbe, al di là del prestigio, certo, è anche una cosa. Ma questa eventuale vittoria di Coppa potrebbe anche incidere in un possibile ripescaggio per la Lega Pro la prossima stagione? Non c'è nel regolamento effettivamente, allora, però c'è un premio in denaro del quale non sconosco le somme, sì, e poi c'è un inserimento in una graduatoria di ripescaggi, quindi ti danno dei punteggi ed una priorità che ti permetterebbe, qualora tu volessi fare richiesta di ripescaggio, di poter accedere in tutta tranquillità. C'è un precedente, anni fa il Monopoli vinse la Coppa Italia, si classificò e riuscì poi 12esimo, ad andare in Lega Pro e andò direttamente in Lega Pro. Ora non so se ancora questa parte del regolamento contempla ciò. Noi intanto siamo lì e ve la giocate. vogliamo andare in finale e vogliamo certo. provare
andando ci proviamo a provare a vincerla, poi tutte le altre cose È vero. verranno successivamente. Antonio, certamente questo acidiale, abbiamo detto che nella prima parte zoppicava vistosamente, si è un po' resettato l'ambiente. Certo, vedere che adesso il Messina sta lottando potenzialmente per una posizione interessante per un possibile ripescaggio, magari giocandosi alla grande anche il ritorno di Coppa. Dà un po' a che pensare, no? Perché la Ciriale potenzialmente attualmente è terzo in classifica, ma sappiamo benissimo che questa classifica di Serie D lascia il tempo che trova, perché non esistono playoff ufficiali, esiste soltanto una potenziale graduatoria di ripescaggio. E questo non fa bene a nessuna società che partecipa al campionato di Serie D. In effetti stai lì, sì, i playoff, il ripescaggio, le cose, quindi da questo punto di vista tra l'altro è un non dispendio fa economico, bene. perché poi si rischia di dover andare a fare anche delle trasferte anche lontane. Chiaramente, quindi da questo punto di vista, ecco, la poca chiarezza non aiuta neanche i dirigenti a programmare, salvo che un ottimo dirigente diceva, lui sicuramente lo fa anche per scaramanzia, non sa il budget, il premio in denaro, però in effetti la poca chiarezza che sta vivendo il mondo del calcio, segnatamente a questo segmento, la Serie D, non fa bene alla società che vogliono programmare. E non stiamo parlando del Bari, perché sappiamo benissimo che questo campionato ha visto protagonista assoluto il Bari, dando praticamente già per certo il verdetto finale. E questo qui ha pregiudicato anche la qualità delle altre squadre. È un campionato quasi falsato, per così dire, falsato nel senso che il Bari è una meteora per questo campionato e quindi mira alla Serie B già dalla proprietà De Laurentiis, insomma tutto, come dire, l'entourage che sta dietro, la piazza che è sempre una piazza ambiziosa, che ha avuto sempre a che fare con i campionati professionistici, quindi da questo punto di vista il Bari era super corazzate e credo che ci sia anche un discorso anche a livello arbitrale, anche a livello di federazione proprio, ci sia una suggestione, non dico... è quasi naturale come... Io sono juventino, il Bari è la Juventus in queste ma anche il prossimo anno sarà la Juventus del campionato di Lega, di Serie C, insomma, di Lega Pro, quindi da questo punto di vista certo le squadre che fa male vedere il Messina in questa categoria, rumoreggia Cirale, rumoreggia Nocera Inferiore, Torre del Greco, pensa Messina. Insomma, questa Serie D non è più neanche una Serie D, è proprio quasi una Lega Pro 2. Come piazza sì, come piazze come che partecipano sì, sicuramente. Affluenza allo stadio, sì, sicuramente. Bene, allora a questo punto giriamo pagina, parliamo di eccellenza, lo facciamo con i risultati di questa 11ª giornata di ritorno, parliamo dell'eccellenza Girone A. Eccolo qua il tabellino, Geraci Alba Alcamo 0-0, Cus Palermo batte Profavara 2-1, Nuova Caccamo Canicatti 0-0, Parmonvallo 1, Città di Sant'Agata 0, Licata batte Mussomeni 3-2, Dattilo Noir batte Mazzara 6-1, vittoria dello Sport Club Marsala 2-1 con il Partinica Audace ed infine rotondo successo del Castellammare 9-0 contro il Castelbuono. Questo chiaramente ci fa capire sempre di più che ormai il Licata è veramente a un passo quasi anche dalla matematica certezza di vincere questo girone A del campionato di eccellenza. Guardiamo comunque la classifica in questa 11ª giornata di ritorno, Licata con 70 punti, 59 per il Canicattì, 51 Città di Sant'Agata, 46 Parmonval e Dattilo Noir, 43 Mazzara, 36 Geraci Alba Alcamo, 34 per Profavara, 31 per il Castellammare, 29 Mussomeli, 26 Cus Palermo e Sport Club Marsala, 25 Nova Caccamo, 11 punti per il Partinica Audace, 6 punti per il Castelbuono. Si avvicina sempre di più dunque il momento in cui Campanella e compagnia, insieme ad una bella città come quella di Licata, per festeggiare questo ritorno in Serie D dopo qualche anno. Guardiamo il prossimo turno che si giocherà domenica prossima, 12ª giornata, Partinica Audace Castellammare, Alba Alcamo Dattilo Noir, Castelbuono Geraci, Mazzara Mussomeli,
Cus Palermo Nuova Caccamo, Licata Parmonval, Città di Sant'Agata Profavara ed infine Canicattì Sport Club Marsala. Attenzione, perché questa è una classifica abbastanza ingarbugliata in prospettiva playoff, perché come tutti ben sanno il Canicattì sta continuando la sua marcia nella Coppa Italia del campionato di eccellenza, ha disputato l'incontro di ritorno contro il Corigliano Calabro, andando a vincere addirittura 3-0. Abbiamo queste immagini realizzate da Calcedonio Iacuzzo e proprio su queste immagini voglio sentire il nostro Salvo Castorina. Campionato di eccellenza dove il Licata ha sicuramente fatto un campionato pazzesco, il Canicattì ha retto finché ha potuto, poi ha un po', secondo me, svoltato verso la Coppa Italia. Sì, però è anche vero che ancora sono lontani perché sono ai quarti e sicuramente loro dal punto di come squadra dovranno affrontare il Casarano. Il Casarano è una squadra, è una Ferrari. È una Ferrari. Quindi secondo me loro si puntano alla Coppa Italia nazionale per arrivare in Serie D, però non devono tralasciare la seconda posizione, cioè hanno 2 opportunità. Sicuramente hanno messo da parte il campionato perché sono distanti, il Licata ha meritato, a dicembre ha continuato a rafforzarsi, è quindi vero. hanno gettato le basi per la vittoria finale. Loro hanno queste altre 2 opportunità da sfruttare. Ce la possono fare secondo te ad andare ancora avanti in Coppa a prescindere dalla possibilità di incontrare una corazzata come quella del Casarano? Dipende da cosa vogliono fare le avversarie, perché il Casarano vincerà il proprio girone di eccellenza, quindi bisogna capire la proprietà dove vuole indirizzare i propri obiettivi. Esatto. È vero. Antonio Foti, certamente questo Canicattì di Terranova ha sorpreso perché comunque ha giocato un bel calcio. Il Licata sicuramente una spanna sopra le altre, però questo Terranova ci sorprende perché anno dopo anno comunque le sue squadre giocano a pallone e questa cosa è molto bella in eccellenza. Quella è una piazza anche quella gelese. Parlavi di Licata, è allenata da Campanella, che è una garanzia. È una no? garanzia, è come se è una garanzia. E anche Gela ha una grande fame di calcio, quindi quest'anno si sono organizzati bene per cercare di far bene e uscire da queste secche. Perché che è sempre molto difficile. Lo dicevamo parlando della Serie D, del Messina, parlando della Girale, è difficilissimo. Perché poi vero è che se tu fai una squadra di giovani, i giovani hanno fame di calcio così, però in queste serie mancano i riflettori e quindi gli arbitraggi, tutto questo polverone, che non è tanto poi polverone, è un problema. È un problema. Uscire fuori, una società che programma bene e vuole uscire fuori non è semplice. Perché poi queste continuano ad essere, per fortuna, in mezzo al calcio di polisterolo che ci propinano in televisione, che non sa di niente. Mi piace questo calcio di polisterolo, mi piace questo ormai termine. Il calcio ad alto livello in Serie A, noi siamo figli di quel calcio, no? Chiaro. Compravi la Gazzetta dello Sport e c'erano 3 interviste, aprivi il Corriere dello Sport e c'erano altre interviste, così con questo dobbiamo rassegnarci però che le società ormai si sono omologate e quindi parla uno, tu quella dichiarazione di Ronaldo la trovi in tutti i giornali uguale, quindi è un po' la legge del mercato che sta ammazzando il pallone. D'altra parte tornando al discorso però dei campionati, questo è il bello del calcio, che ci sono i calcioni che nessuno poi mai vedrà, è solo i professionisti come te, grazie a penalty, riescono ad evidenziare il quotidiano. Allora sentiamoci le parole di Nicola Terranova e anche del presidente del Canicattì, Angelo Licata, proprio dopo la vittoria assonante 3-0 con il Conigliaro Calabro. Sono dei ragazzi che si mettono a completa disposizione e lo stanno dimostrando dal campo. Si diceva sempre un Canicattì Iraci dipendente, Canicattì che vince anche senza Iraci, quindi smentiamo tutto. Ripeto, Iraci è un giocatore importante, un giocatore incisivo, i numeri parlano dalla sua parte, però è chiaro che questa squadra punta tutto sul collettivo, si vede dentro al campo che la squadra è armoniosa, si muove in maniera lineare, quindi diamo merito a questo gruppo, a queste ragazze che stanno dando veramente il massimo. Ti aspettavi questo 3-0, mister? Mi aspettavo una grande prestazione della squadra perché le ho viste arrabbiati, devo ringraziare qualche dichiarazione dalla parte opposta che ha sicuramente motivato ancora di più i miei ragazzi.
e quindi alla fine è una gioia che stiamo vivendo. Ma già dobbiamo pensare al Caccamo, che è la squadra di Domenico. Una vittoria netta, sacrosanta, su cui non c'è nulla da ridire, è un risultato però che sta stretto, mister. Sì, è un risultato che sicuramente poteva essere ancora più rotondo, però ci accontentiamo, dai. Presidente, una gara a dir poco perfetta. Sì, era importante passare il turno, lo abbiamo fatto, sono contento per i ragazzi, per la società, per Canicattì, per il traguardo raggiunto e ci godiamo questa vittoria. Ecco, adesso si passa ai quarti, un altro traguardo storico per la società biancorossa da lei presieduta. Un passettino per volta, adesso pensiamo a domenica prossima al Caccamo, quindi oggi ci godiamo questa bella partita, ma anche questa bella vittoria, questo passaggio di turno. Un Canicattì che ha giocato una grande partita nonostante fosse rimaneggiato, mancavano D'Angelo e Iraci. Sì, ma noi abbiamo sostituti in grado di fare altrettanto bene, lo abbiamo dimostrato, lo stiamo dimostrando, quindi avanti così. Complimenti dunque al Canicattì, complimenti a Nicola Terranova. Il cammino prosegue sperando appunto di andare avanti sempre di più e di raggiungere magari possibilmente questa agognata finale di Coppa Italia del campionato di eccellenza. Voglio ritornare a parlare del Licata con Antonio Foti, perché secondo te il Licata, vincendo alla grande quest'anno, in questa stagione, il prossimo anno sarà pronto per la Serie D? Perché magari, sai, c'è anche questo fuoco di paglia che poi dopo rischia di nuovo di far ripiombare in categorie inferiori una piazza importante come quella di Licata. Non vorrei risponderti, come dire, con una risposta scontata, no? Però, come dire, dipende se Campanella resta. Però il esempio, dubbio no? ti è venuto pure certo, a te, perché io sono convinto che la programmazione non nasce ieri Giusto. o l'altro ieri, loro come Licata ci stavano già pensando da qualche anno, adesso hanno fatto sul serio, hanno scelto il tecnico giusto. Io credo a naso che se il Licata dovesse, come credo, vincere il campionato sulla scia, seguendo la scia emozionale della suggestione della piazza, potrebbe e sicuramente farà bene con Campanella in panchina anche il prossimo anno. Quindi vedi, in questi campionati la piazza è importante, la tifoseria, l'entusiasmo. Ad Agirale lo vivo perché ci vivo, ma anche indirettamente anche a Messina, Salvone è un testimone, certo. Però sostanzialmente la piazza poi ti aiuta, ti spinge, quindi il giocatore che il più delle volte capita ritardi, pagamenti, cose così, ha la gente che ti spinge, ha la gente che ti viene in trasferta e ti inge, quindi è uno stimolo in più. Ecco perché Licata, che è abituata a grandi livelli, adesso ormai sono solo uno sbiadito ricordo i livelli del Licata di Zemne, però potrebbe, per la legge dei grandi numeri, potrebbe e dovrebbe cominciare un nuovo ciclo. Speriamo bene. Magari da quest'anno, purtroppo però i settori giovanili nessuno che davano sicurezza. Stendiamo un velo pietoso, perché però, a livello di eccellenza sono pochissimi i settori giovanili che vengono valorizzati e portati avanti anche con un dispendio economico. Però finché c'è l'imprenditore pronto a sborsare del denaro, a investire così, insomma, mi lascia ben sperare. Licata è una piazza di... Chi invece ha deluso un po' in questa stagione, secondo me, è il Città di Sant'Agata, salvo Castorina, perché questo Città di Sant'Agata quest'anno aveva iniziato intanto con l'ingaggio di un tecnico importante venuto, non lo prendi così tanto per fargli fare una stagione di passaggio, lo prendi perché vuoi costruire un progetto. Arrivando al terzo posto, attualmente sono in una zona playoff, però è anche vero che rimane un po' di delusione, no? Che ne pensi? Secondo me loro immaginavano di essere inseriti nel girone B. E questo qui forse è stato un handicap per loro? E quindi hanno fatto un mercato diverso, perché in girone A già si sapeva che il Licata avrebbe Giannattaccio ne supera due, poi serve Biondo, affrontato da Maltese, Biondo li salta tutti, porta libera, salta anche Valenti, si defila però Biondo costretto a venire dentro al campo, poi libera in qualche modo Maltese, potesse essere più agevole. Ne salta due. Detto ciò, Genovese conclude sul primo palo chiamando all'intervento Valenti, che si è protetto, non è finita, conclusione ancora di Compagno, via 3 contro 2, 4 contro 2. I playoff sono buon tempo, allarga per Biondo, conclusione che si alza sulla traversa di Valenti,
nella Biondo, finale, area di rigore, una Biondo finale, contro Cassero, conclude. Canicattì Sant'Agata vadano a vincerli, cioè, poi bisogna capire come si prepareranno, gli stimoli che avranno, certo, e che voglia avranno di fare sto percorso da qui alla fine. Che è sempre molto tortuoso e lungo. Ricordiamo anche che lungo. comunque poi alla fine quest'anno ci sarà la finale, la finalissima sarà eventualmente, potrà essere anche tra due siciliani, sì, perché mentre gli altri anni una siciliana si incontrava con una campana e l'altra con una pugliese, invece sì, per un giro strano quest'anno potrebbe anche esserci una finale unica, quindi ci sarebbe l'opportunità non di vedere altre due siciliane in D, ma eventualmente soltanto una. Certamente in questo momento, insomma, a Sant'Agata non si vive con molta serenità la parte della stagione. Tra l'altro tornano da Palermo con una sconfitta contro la Parmonval 1-0, e a tal proposito sentiamo i due mister, appunto uno dei due è sicuramente il più deluso, ovvero parliamo di Venuto della città di Sant'Agata. Ma dico, il primo tempo secondo me è stata una partita molto equilibrata, giocata molto a centrocampo, combattuta. I portieri secondo me non sono stati impegnati per qualche, diciamo, normale parata, non c'è stata nessuna situazione che poteva portare a fare, diciamo, il gol del vantaggio. Poi credo che il secondo tempo noi abbiamo dato una marcia in più per quello che è stata la partita, e siamo usciti fuori. Il gol sicuramente ci ha dato quella spinta in più, perché loro a quel punto si sono dovuti un po' aprire dietro e noi sulle ripartenze potevamo fare anche il secondo. Lì non siamo stati così cattivi e cinici da poterla chiudere la partita, perché le occasioni le abbiamo avute. Siamo andati molte volte col 3 contro 2 o anche 4 contro 2, ma purtroppo in quelle situazioni, ripeto, non siamo stati cinici da chiuderla. No, ormai i playoff, io credo che l'unica alternativa sarà il fatto che il Canicattì, stiamo tifando tutti i Canicattì che possa vincere la Coppa e così poter rientrare tutti per i playoff. Credo che sia questa l'unica situazione che può cambiare, perché ormai anche se Canicattì domani dovesse avere un risultato positivo a Caccamo, credo che poi sarà, insomma, difficile poter recuperare i punti. Io dico che il nostro cammino è ormai fare queste ultime 5 partite o 4 partite finali dando tutto quello che abbiamo. Mi dispiace che Licata mancheranno dei giocatori importanti, però andiamo lì cercando di tirare il massimo. Sappiamo cosa avremo di fronte, però ripeto, fino adesso ci è andata sempre bene, continueremo col nostro gioco. Poi se Licata, e credo che abbia sicuramente una grande forza, se sarà brava vincerà. Ma guardi, noi abbiamo fatto comunque da premettere un ottimo primo tempo e meritavamo sicuramente il vantaggio nel primo tempo con delle belle incursioni di Lo Giudici. Siamo stati, e probabilmente ci manca un ariete, e Cicirello potrebbe essere quello che dentro l'area si fa rispettare e che chiaramente squalificato, la sua squalifica ci ha penalizzato. Quindi credo che nel primo tempo abbiamo fatto un'ottima partita contro un avversario forte, tosto, che merita ampiamente la classifica che ha. Nel secondo tempo purtroppo, una volta preso il gol, non abbiamo trovato più il bandolo della Madassa. Squadra la nostra è parecchio giovane e quindi magari ha trovato delle difficoltà poi a livello emotivo per rialzarsi. Però ripeto, non abbiamo perso contro una squadretta, abbiamo perso contro una squadra che per me esprime un ottimo calcio, soprattutto nel proprio campo si fa rispettare, e quindi guardiamo avanti. Sicuramente non sono soddisfatto per il risultato, che mi aspettavo dopo la prova del primo tempo qualcosa di meglio, però si guarda avanti. Abbiamo adesso 3 partite in casa e soltanto una in trasferta, e quindi vediamo di raggiungere sicuramente la migliore posizione possibile, in questo caso è il terzo posto, e poi vediamo a fine campionato se questa posizione ci permette di fare i playoff oppure no. Ma bisogna però vedere un attimino se il Canicattì va oltre i 9 punti di vantaggio, e a quel punto diventa tutto
così inutili, però noi abbiamo 3 partite in casa adesso e una soltanto in trasferta a Mazzara del Vallo. Dobbiamo cercare di raggiungere, di ottenere i più punti possibili per mantenere questa terza posizione, che resta comunque un risultato di assoluto prestigio, visto che davanti c'erano Licata e Canicattì, che obiettivamente hanno dimostrato di essere superiori a tutti quanti gli altri. Voltiamo pagina, parliamo sempre comunque del campionato di eccellenza e lo facciamo con il girone B e subito il tabellino dei risultati di questa 11ª giornata. Milazzo batte Camaro 3-1, Ionica Catania San Pio X 1-1, Biancavilla batte Città di Rosolini 2-1, Giarre fuori casa Scordia 1-0 contro il Città di Scordia, fuori casa vittoria della Marina di Ragusa contro il Real Aci per 3-1, fuori casa vittoria del Paternò nel difficile campo di Santa Croce ed infine Atletico Catania batte Terme Vigliatore 1-0. Ha riposato il Palazzolo. Classifica, 11ª giornata, oggi domenica 10 marzo 2019. In testa abbiamo la conferma del Marina di Ragusa con 50 punti, 49 per il Biancavilla, 39 per Milazzo Paternò, 38 per Camaro e Palazzolo, 37 Santa Croce, 36 Giarre, con 29 il Terme Vigliatore, 28 Città di Scordia e Atletico Catania, 26 Catania e San Pio X, 19 la Ionica, 17 Città di Rosolini, chiude la classifica il Real Aci con 8 punti. Sottolineiamo comunque che ci sono un paio di partite ancora da recuperare, su tutte sicuramente le 2 partite che deve recuperare, soprattutto il Palazzolo. Guardiamo il prossimo turno, si giocherà domenica prossima, molto interessante perché su tutti spicca chiaramente il big match Marina di Ragusa Biancavilla, prima contro seconda in classifica. Le altre partite sono Catania San Pio X Atletico Catania, Paternò Città di Scordia, Camaro Ionica, Palazzolo Real Aci, Città di Rosolini Santa Croce, Giarre Milazzo, riposerà invece il Terme Vigliatore. Allora, prima di insomma addentrarci e parlare soprattutto del Marina di Ragusa e della Biancavilla, ci guardiamo il servizio importante riguardante la vittoria del Paternò nel difficile campo di Santa Croce. Con questa vittoria il Paternò, chissà, potrebbe veramente agganciare il discorso playoff. Guardiamo il servizio. Vittoria e sorpasso in classifica per il Paternò che espugna il Kennedy di Santa Croce Camerina per 2-0 nel big match in chiave playoff contro i bianco-blu di casa e torna al successo in esterna dopo un digiuno di 3 mesi. 3 come punti che di fatto proiettano i rossoazzurri di Pensabene sul terzo gradino del podio. Una gara ben interpretata dagli ospiti, sempre con il pallino del gioco in mano e già pericolosi dopo 4 minuti con la botta di Lentini bloccata in tuffo da Alabiso. Al secondo tentativo però il Paternò passa, quando al minuto 6 Asero chiude al meglio il triangolo con Zumbo e di sinistro batte Alabiso spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per il numero 7 rosso-azzurro è il secondo centro in campionato. Il Paternò prova subito a chiudere i conti, ma il tiro di Asero al 12° trova la pronta risposta del portiere. Il Santa Croce tenta di scuotersi e 2 minuti dopo solo la traversa nega a Tomaino la gioia del pareggio. Poi però il Paternò torna a spingere al 25° un pasticcio dell'estremo di casa Alabiso innesca Lentini che a porta vuota non può sbagliare il più facile dei gol. 2-0 Paternò e terzo centro con la maglia rosso-azzurra, 7° stagionale per l'ex attaccante del Milazzo. La formazione di Pensabene vola sulle ali dell'entusiasmo con Taormina che al 29° calcia di poco al lato l'assist di Zumbo e Lentini che 5 minuti dopo tira in bocca al portiere l'ottimo lavoro di Taormina. Nella ripresa è ancora il Paternò a sfiorare in apertura la rete, prima con Bamba il cui tiro costringe il neoentrato Salerno agli straordinari e poi con Truglio che sulla ribattuta colpisce in pieno Taormina. I rossoazzurri tornano ad attaccare anche alla 52° con la conclusione dalla distanza di Bamba che non crea problemi a Salerno. Il Santa Croce non ci sta e tenta il tutto per tutto, ma il tiro di Leone al 55° viene deviato in angolo da Messina, mentre il colpo di testa di Scerra sul cross di Di Rosa 3 minuti più tardi termina alto sulla traversa. Sopra la trasversale ci finisce anche la zuccata di Nassi sull'invito di Leone un minuto dopo. Sul ribaltamento di fronte
fronte è invece il Paternò, che potrebbe in 2 occasioni chiudere la pratica Santa Croce. I tentativi di Asero però non sortiscono l'effetto sperato. Al minuto 70 Santa Croce in 10 uomini espulso Leandro Di Rosa per somma di ammonizioni. Nel finale proteste del Santa Croce per un presunto tocco di mano in area di Librizio. Orlandi di Siracusa dice di no. Con questo successo il quarto fuori casa, nono in campionato, il Paternò sale in classifica a quota 39 punti portandosi in piena zona playoff, mentre il Santa Croce alla terza sconfitta consecutiva, quarta sul terreno amico, rimane fermo a 37. Vittoria importantissima dunque del Paternò, che vede di nuovo, insomma, la possibilità di riagganciare i playoff. Salvo Castorina, che ne pensi di questa stagione del Paternò? Ma anche loro hanno vissuto col cambio di allenatore dei momenti di difficoltà. Ora sembrerebbe che si siano ripresi. Sì. Speriamo per l'amico Vittorio, Vittorio Strenese, sì, che ha fatto un grosso lavoro. Non so, ci sono troppe partite da recuperare, quindi è una classifica molto infatti, non riesco neanche a dare incerta. Una lettura chiara alla classifica, perché, condivido, perché superare 10 punti, se ci sono 10 punti di distacco non si fanno i playoff. Quindi penso che alla penultima giornata, quando i quadri saranno un po' più chiari, allora si potrà capire qualcosina di più. Perché intanto ci sarà il big match domenica prossima tra Marina di Ragusa e Biancavilla, e là già si potrebbe anche individuare per la vittoria del campionato, la squadra che vince il campionato. Gli altri che stanno dietro, certo, che sperano in un'altra chance, devono capire se pensare già al prossimo anno oppure continuare a lottare per questo. Antonio, Paternò, che ricollegandoci al discorso di piazza importante, Licata, Messina, è in un campionato di eccellenza sicuramente impegnativo e qualitativo, perché questo girone B rispetto al girone A è più intenso anche dalle squadre che insomma vedono lustro. Ne parlavamo durante il servizio, così guardando il servizio, e parlavamo proprio di questo. Paternò, Giarre, Palazzolo sono delle piazze che ambiscono e meritano, secondo il mio punto di vista, anche piazze e scenari e palcoscenici migliori. Non potrò mai dimenticare, credo, da tifoso barra giornalista, un Paternò a Ciriale, ma ancora prima io ricordo un Giarre a Ciriale 3-3, ottobre di non so quale anno. Quel campionato poi la Ciriale riuscì a vincerlo con Papadopolo in panchina, ma nel Giarre c'era Ventura. Stiamo parlando veramente di tanto tempo fa, 90 e ci fermiamo qua. Quindi con dei giocatori che poi hanno fatto Colonnese, tanti anni la Serie A, giocatori che hanno insomma avuto una bella carriera. Giarre, Paternò, poi ci ho lavorato per 3 anni, ho fatto da addetto stampa al Paternò di Lobue con Pasquale Marina e gli altri. Quindi insomma hai avuto anche là una bella scalata. Anche lì una comunità che si è stretta attorno al pallone. Era un fenomeno in quel momento, lo stadio nuovo, il Falcone Borsellino inaugurato proprio perché c'è il Paternò, la Russa, l'Igresti che si interessavano per cercare insomma bei ricordi, e sperando che insomma possano ritornare presto. Vedere queste piazze, Messina, Giarre, Paternò appunto, nei campi polverosi, e ci teniamo questo perché siamo nei dilettanti. Il tifoso medio dice fino a maggio il campionato lo facciamo, poi si vede. Non è questo il pallone che è il dramma di tutto il calcio dilettantistico. Sentiamoci adesso l'intervista del mister del Paternò e anche dei 2 giocatori del Paternò, Asero e Daniello. Oggi un'ottima prestazione contro un avversario che sapevamo che era molto difficile perché veniva da 2 risultati un pochettino opachi, quindi è normale che c'era un avversario arrabbiato. Abbiamo avuto la fortuna subito di sbloccare la partita, di raddoppiare e anche di triplicare, nel senso che potevamo chiuderla definitivamente, ma sapevamo che poi bene o male il Santa Croce ha messo il cuore pur di riaprire la partita, però alla fine ce la siamo guadagnata. Siamo con Alessio Ausaro, autore di uno dei 2 gol di questa giornata, che assegna 3 importantissimi e preziosissimi punti al Paternò. Ecco, che emozione hai provato intanto a siglare la prima rete che ha sbloccato peraltro il match a pochi minuti dall'inizio. Sì, era una partita molto importante, ci tenevamo molto, soprattutto perché era uno scontro diretto, erano vicini noi. Sono stati 3 punti fondamentali, quindi è un gol importante e si va avanti.
un gol importante, ci sono state anche tante occasioni, soprattutto durante il secondo tempo. Abbiamo sprecato tanto, poteva finire con un risultato più rotondo, però ci accontentiamo del 2-0 e sono stati importanti questi 3 punti, o 2-0 o 1-0 non è importante, però peccato perché abbiamo sprecato così tanto. Facciamo una dedica, penso che qualcuno l'avrai pensato dopo aver siglato la rete. La dedica questa volta la facciamo al gruppo, era stata una vittoria voluta da tutti e quindi questa volta lo dedichiamo al gruppo, dai. Ogni partita è una finale, quindi ce la disputiamo così. Insomma, prossima gara in casa, si ritorna in casa dopo 2 importanti trasferte. Cosa ti aspetti da questa corsa vera e propria ai playoff? Ma spero il bene, perché la società ci fa stare bene, quindi dobbiamo ripagare in campo noi. D'altra parte la scorsa settimana, quando abbiamo avuto ospite anche il presidente del Paternò, in lui insomma si vedeva dell'ottimismo anche in prospettiva di una difficile partita in trasferta, quale era appunto quella di Santa Croce, trasferta che è stata molto positiva perché appunto si torna a casa con i 3 punti pesantissimi in vista playoff. Invece con questa sconfitta a questo punto il Santa Croce potrebbe secondo me dire addio appunto alla situazione riguardante i playoff per questa stagione. Sentiamo anche l'intervista del mister e di un dirigente del Santa Croce. Il Santa Croce rimedia alla 3ª sconfitta consecutiva e molto probabilmente dovrà dire addio al sogno dei playoff. A spianare la strada un ottimo Paternò sceso in campo oggi al Kennedy, 2 errori macroscopici della difesa che hanno consentito all'11 di Andrea Pensabene di passare indenne dal campo di Santa Croce. La squadra di Lucenti non è sembrata così brillante come nelle scorse partite e ha pagato tantissimo il gap che si è visto in campo, soprattutto nella parte mediana del campo. Il Paternò ha costruito la partita su 2 macro errori nostri, poi per il resto penso che i ragazzi in campo hanno dato quello che c'era da dare in questo momento. Sappiamo quali sono le nostre difficoltà. Abbiamo dato tutto quello che c'era da dare. Purtroppo quando fai dei macro errori così importanti poi diventa difficile, come era diventato difficile la settimana scorsa col Biancavilla. Contro queste squadre costruite per obiettivi importanti poi diventa dura. I ragazzi hanno messo tutto quello che c'era da mettere, in 10 contro 11 hanno lottato fino alla fine. Abbiamo avuto pure qualche palla per fare gol, non siamo riusciti a riaprire la partita, però andiamo avanti perché mancano altre 4 partite e noi dobbiamo giocarle tutte con questa mentalità. Santa Croce non si è perso sul più bello, le partite bisogna sempre giocarle, ci sono episodi che determinano delle partite. Se noi andiamo ad analizzare le ultime 3 gare che abbiamo fatto, ci siamo fatti gol da soli, non è che gli avversari abbiano fatto chissà che cosa. E quindi capisci che quando c'è questo periodo bisogna accettarlo a denti stretti e bisogna andare avanti. Per quanto riguarda i playoff ancora ci sono tanti scontri diretti, noi dobbiamo crederci fino alla fine, lotteremo fino alla fine per quello che è il nostro secondo obiettivo. Se ci riusciremo bene, se non ci riusciremo, come ho detto in altre occasioni, non cambia nulla. La nostra stagione era improntata sulla salvezza, che abbiamo raggiunto con 6 turni d'anticipo, e quindi tutto quello che di buono verrà da qui alla fine lo prenderemo sicuramente, lo accoglieremo sicuramente a braccia aperte. Se riusciremo ad entrare nella griglia dei playoff, ben venga, altrimenti noi ci abbiamo messo di tutto, abbiamo messo tutto quello che avevamo per cercare di arrivarci. Ma l'obiettivo della società era la salvezza, i playoff era un sovrappiù, non c'è perché la differenza fra le prime 4 squadre, le prime 5 squadre e noi si nota. In campo c'è una differenza qualitativa di gioco e che sicuramente noi con il nostro budget, per quello che abbiamo fatto e per come abbiamo programmato per rimanere in eccellenza, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. È come se avessimo già vinto l'eccellenza. Quindi comincia adesso la programmazione per la prossima stagione o c'è ancora tempo? No, penso che sia ancora prematuro cominciare a parlare di programmazione.
Intanto io sono sempre al parere che dobbiamo raggiungere quei fatidici 40 punti per essere tranquilli al 300%, perché i risultati di domenica passata sono stati tutti contro di noi, perché le squadre che ci stanno, diciamo, dietro hanno tutti fatto dei punteggi che non è che ci mettono molto a rischio, ma qualche preoccupazione cominciano a darci. Memori della volta che siamo stati in eccellenza, che le ultime 8 partite le abbiamo perse tutte e 8. Non vorrei per scaramanzia che succedesse la stessa cosa. Domenica prossima, big match Marina di Ragusa-Biancavilla. Allora, per chiudere il campionato di eccellenza, la domanda d'obbligo la dobbiamo fare ai nostri due ospiti di questa domenica. Allora, iniziamo da Salvo Castorina. Secondo te come andrà a finire questo big match che sulla carta, ma dico solo sulla carta, in questo momento potrebbe decidere le sorti finali di questo girone B? Sono due squadre a questo punto attrezzate, perché il Biancavilla già aveva programmato questo campionato importante, il Marina di Ragusa, visto che si è trovato lì e si è rafforzato a dicembre, io vedo favorito il Biancavilla, non me ne vogliono gli amici di Ragusa, però vedo un po' Lo vedi più favorito perché è più squadra? Sì, più... un po' più squadra e forse un po' più abituato a questo tipo di partite, però è anche vero che il Marina di Ragusa gioca in casa e quindi l'entusiasmo potrebbe prevalere. Assolutamente. Antonio Foti, per chiudere, secondo te come andrà a finire questo big match e se questo big match potrebbe veramente essere quello decisivo senza neanche a questo punto fare i conti con i recuperi che anche il Palazzolo deve affrontare nelle prossime settimane? Anche io vedo leggermente avvantaggiato il Biancavilla nonostante giochi fuori casa. Ho seguito per la Gazzetta il Biancavilla non tanto per la partita perché ha dei buoni giocatori, abbiamo intervistato Marcellino, abbiamo seguito Cerra e quindi da questo punto di vista lo vedi questi più ragazzi pronto forse anche per questo più big squadra, match, più intelaiatura. Premesso che il Marina gioca in casa e quindi è chiaro che ha i favori del potrebbe pronostico essere per quanto un riguarda punto a la loro piazza. favore in questo Però momento. il Biancavilla è una buona squadra. Benissimo, tutto questo chiaramente ce lo godremo la prossima settimana, quindi vi andiamo a consigliare sicuramente il big match di domenica prossima tra Marina di Ragusa e Biancavilla. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, dopo rientreremo in studio e parleremo di promozione e prima categoria. Come avete potuto ben vedere sono già partiti i jingles promozionali dei Penalty Awards che anche quest'anno saranno di scena e che premieranno come al solito i migliori atleti, i migliori dirigenti, i migliori allenatori per quanto riguarda il calcio dilettantistico per questo 2019. Nelle prossime settimane chiaramente ne saprete molto di più. Adesso ritorniamo a parlare di calcio giocato, calcio dilettantistico, campionato di promozione, subito il girone A con i risultati. Monreale batte Albatros Lercara 4-0, Vallelunga batte Balestrate 2-0, pareggio tra Tombosco, Partinico, Casteltermini 1-1, Gattopardo Folgore 4-4, la partita olimpica Agragas e Don Carlo Missilmere è stata sospesa per un infortunio all'arbitro, tra l'altro big match di questo girone A. Camarat batte Libertas 2010 3-0, l'altro big match Oratorio San Ciro e San Giorgio si è concluso con la vittoria della squadra di Marineo per 4-0 contro il Salemi ed infine
infine pareggio tra Villabate e Vis Borgonuovo. Guardiamo la classifica, perché a questo punto insomma stiamo sempre di più comprendendo che questo Oratorio San Ciro e San Giorgio potrebbe essere veramente la squadra che vincerà questo girone A del campionato di eccellenza. Classifica: in testa appunto la squadra di Marineo con 62 punti, Don Carlo Misilmeri con 59, 57 per il Salemi, 51 Monreale, 49 Olimpica Acragas, 44 Casteltermini, 40 Folgore, 39 Albatros Lercara, 37 Vallelunga, 30 Don Bosco Partinico, 26 Balestrate, 23 Camarat, 22 Gattopardo, 21 Villabate, 14 Libertas 2010 ed infine Vis Borgonuovo con 10 punti. È chiaro che è una classifica dove ancora appunto c'è qualche partita da recuperare su tutti, questa Olimpica Acragas e Don Bosco Misilmeri, e poi naturalmente anche bisogna attendere qualche scontro per definire una classifica finale che ha visto sicuramente questa squadra neopromossa primeggiare comunque già dall'inizio della stagione. Parliamo adesso del girone B, dove abbiamo un'ulteriore conferma di questa Cefaledium. Guardiamo i risultati e poi ne voglio parlare anche con i nostri ospiti, perché questo Cefalù continua sempre di più a sbalordirci. Altofonte perde in casa con il Casteldaccia 1-0, pareggio tra Lascari e Gangi 2-2, Acquedolcese batte Milazzo 2-1, Sinagra Acquedolci 1-1, Cefaledium batte Torrenovese 2-0, Rocca di Caprileone 3, Bagheria 2, Sant'Anna batte Due Torri 2-1 ed infine Gioiosa che perde in casa con la Sant'Angiolese per 1-0. La classifica la possiamo subito vedere, conferma sempre di più la vittoria almeno in prospettiva di questo girone B per la Cefaledium, 62 punti, 55 Acquedolci, 47 Sant'Anna, 45 Gangi, 44 Sant'Angiolese, 41 Torrenovese, 40 Milazzo, 36 per il Bagheria, 35 l'Acquedolcese, 34 Sinagra, 30 punti Rocca di Caprileone, 24 Lascari, 23 Due Torri, 21 Altofonte, 20 Casteldaccia ed infine chiude la classifica il Gioiosa con 19 punti. Lo so che quando vi parlo di Cefalù, insomma, a voi viene in mente sicuramente la ridente località alle porte di Palermo, ma in questo caso stiamo parlando di un Cefalù calcistico che sta godendo sicuramente di enorme successo. Questo è un campionato che sta primeggiando già da parecchie settimane e ci fa piacere insomma che questo Cefalù possa ritornare quantomeno nel campionato di eccellenza. Che ne pensi, Antonio? Sicuramente sì, vista la classifica. Ma nel frattempo che tu facevi vedere la grafica, sì, Ettore, alcune squadre che tu sconosci completamente. No, a parte questo e ho rivisto dalla grafica, perché questi non sono campionati propriamente da Gazzetta Cosa, adesso non vogliamo fare i fenomeni, ma noi siamo anche un campionato dilettantistico sotto l'onda dell'Etna, quindi. Però voglio dire, bravo Ettore, sai perché? Perché riesci a puntare riflettori su questi campionati. Questo è il calcio. Non è solo quello di Ronaldo, così. Quello è il calcio, il business, quotazioni in borsa, la Juve perde a Madrid. Però gli diamo un vestito professionistico in questa maniera. Ho rivisto il Gattopardo, Camarat, Due Torri, dicevo Antonio, in questo caso però noi lo vestiamo come se fossero dei professionisti, quindi valorizziamo anche un dilettante che ogni domenica con tanti sacrifici va a disputare la partita. E il tuo seguito, perché poi ricordiamo che questi sono i veri serbatoi, qua c'è un dirigente veramente di primo livello, sono i veri serbatoi, perché poi giusto, Antonio. Non avendo molti soldi, l'affare, il business tu lo fai andando a cercare i giovani che giocano in queste categorie, scalciano, che ha quel talento e quindi poi riesci a portarlo anche nelle categorie superiori. Chiaramente Cefalù con 7 punti di distacco dalla seconda, sulla carta dovrebbe essere favorita. È un'altra grossa piazza, proprio io sono innamorato delle piazze, non me ne vogliono le piccole poi squadre. Tra l'altro a Cefalù hanno riscoperto il vecchio nome storico della squadra di calcio, della Cefaledium, pertanto quando rivediamo quella scritta insomma ci piace insomma rivivere anche il passato. Bene, e dopo parlerò invece del girone C e lo farò anche con Castorina, che invece conosce quella realtà, Sant'Antonio, Cicatena, insomma, bene o male quelle piazze, insomma. Tu ci hai vinto anche un campionato, se non sbaglio, sì, con la Sant'Antonio. Bene, guardiamo il girone C con i risultati di questa 11ª giornata di ritorno. Carlentini batte Gescal 2-1, Città di Mascalucia batte Ciclope Bronte 2-0, Acicatena batte Torregrotta 3-1, Academy San Filippo batte Giardini Naxos 2-1, Sporting Taormina 4,
3-1 nei confronti dell'FC Motta. La partita Città di Misterbianco Sporting Pedara è stata sospesa sul 3-1 a favore dello Sporting Pedara per un infortunio anche in questo caso all'arbitro. Sporting Via Grande 3, Villafranca 1, ha riposato l'ACI Sant'Antonio. Allora, guardiamo la classifica, perché già dalla classifica ci rendiamo conto che anche questo girone C del campionato di promozione è stato molto battagliero e ancora non è finito, perché insomma tutti sperano di agganciare questo ACI Catena, che attualmente un po' ha preso il largo. 53 punti appunto per la squadra del presidente Giannetto, 47 per lo Sporting Pedara, 46 il Carlentini, 45 Città di Mascalucia, 41 l'ACI Sant'Antonio, 39 Sporting Taormina, 37 Ciclope Bronte, 32 Giardini Naxos e Villafranca, 26 punti per Academy San Filippo e Sporting Via Grande, 24 per l'FC Motta, 23 Città di Misterbianco, 21 Gescal. Chiude la classifica il Torre Grotta con 10 punti. Allora, parliamo appunto con Castorina, perché voglio sentire insomma il tuo parere su questo girone. L'ACI Catena che vuole ritornare in eccellenza, c'ha un pubblico e sappiamo benissimo amante della propria squadra da sempre, sì. Tra alti e bassi questo ACI Catena si sta giocando la sua chance quest'anno con mister Iemma. Ma ha fatto sin da subito, no? Ha sì. fatto bene sin da subito, quindi quando poi al di là della qualità dei singoli, poi anche quella fortuna che non guasta, è giusto che tu vinca il campionato. Dispiace vedere squadre attrezzate che sono attardate, però... L'ACI Sant'Antonio per esempio è un po' attardato. L'ACI Sant'Antonio, il Pedara stesso che ha un grosso organico per la categoria, dispiace che siano un po' più attardate, però io credo che ormai... Qualche pareggio di troppo. Sì, credo che ormai la storia sia scritta e che loro debbano pensare ai playoff. Questa partita finita 0-0 mi sembra. Sì, lo scontro della settimana scorsa tra ACI Sant'Antonio che cercava l'aggancio per un playoff più È un peccato più forte. È un peccato perché sono realtà vicinissime a Catania che possono essere importanti come serbatoio anche per questi ragazzi di Catania, perché disputare l'eccellenza non tutti possono essere in grado di andare fuori, quindi avere delle realtà locali dove andare a pescare sarebbe importante. È un po' più facile in questa maniera, certo. Vedremo come andrà a finire. E beh, Antonio, la domanda sulla Cicatena devo fartela per forza. Chiaro, insomma, tu conosci bene questa realtà. Questo è un girone che conosco molto bene, perché poi ce la farà la Cicatena? Secondo me sì. Secondo me sì, perché i Giannetto già da qualche anno mettendo da parte questa voglia di autonomia, perché loro per molti anni hanno investito sul materiale umano che ACI San Filippo hanno vinto il campionato, poi hanno fatto la fusione, quindi da questo punto di vista supportato hanno anche una dai bella tifosi, esperienza, chiaramente hanno una bella esperienza, i tifosi, e poi c'è, come dire, una buona squadra, ben equilibrato. Iemma è uno tosto. Iemma è uno tosto che conosce bene, e poi c'è Daniele Costa che nonostante i chili di troppo, però è uno che insomma è uno che quando indossa la maglia della Cicatena si esalta. Può avere, lui, ripeto, lo incontro perché ci incontriamo al bar nei momenti di pausa, e Daniele è uno che ci crede ed è fiducioso, quindi seguo, perché seguo anche attraverso i giornali, ho visto qualche partita, ma conoscendo la personalità di Daniele Costa intravedo la personalità di tutto. Ti posso fare una domanda un po' piccante, però insomma ci sorridiamo. Certo che quest'anno questo benedetto e famoso campo catino di ACI Catena è veramente crollato. È il caso di dirlo, ma lì... E meno male che è crollato in un momento in cui non c'è stato qualcuno che ci giocava. Lì è stata, come dire, una struttura vetusta. Prima o poi doveva succedere. Sì, una struttura vetusta che è stata rinnovata con grandi sforzi dalle amministrazioni comunali che si sono succedute. A nessuno piace creare problemi. I tifosi che vedevano in quella struttura un punto di forza in un primo momento, lo è sempre stato, hanno contestato la decisione di giocare al polivalente, ma è stato un miracolo dell'assessore Russo, del sindaco Oliveri, che hanno veramente in 4-4-8, grazie agli impiegati del comune. Ma meglio così, voglio dire, se c'era una struttura come quella, perché si doveva continuare a giocare nel vecchio Anche perché il stadio? polivalente è lì ho lasciato gli ultimi ricordi da inviato di Antenna Sicilia, c'è una visuale, c'è il parcheggio, quindi è una struttura che è uno stadio, niente sistemata per queste categorie, può essere veramente una valvola
valvola di sfogo anche per il settore Ce la fa giovanile, allora? secondo me. Ce la fa, sono contento per tutti gli amici di Acicatena che ci seguono in tantissimi, a cui noi naturalmente auguriamo un in bocca al lupo, senza neanche giustamente deprezzare o penalizzare le altre squadre che sono indietro, ma che comunque non ci permettiamo, anche perché si giocheranno ancora partite importanti. Pedara, sono tutte delle belle realtà che... Assolutamente. Parliamo del girone D, del campionato di promozione, un girone dove abbiamo il Ragusa che fa da battistrada verso questa benedetta eccellenza. Guardiamo i risultati, eccoli qui: Ragusa batte Caltagirone 1-0, Megara Augusta Don Bosco 2000 0-0, Enna batte Sporting Priolo 3-1, pareggio tra New Modica e Frigentini 1-1, Sporting Eubea batte New Pozzallo 3-1, Real Siracusa Belvedere batte Atletico Scicli 5-2 ed infine pareggio tra Barrese e Ragusa e Regia, anzi chiedo scusa, 1-1, ha riposato il Floridia. Guardiamo subito la classifica, perché insomma capiamo sempre di più che questo Ragusa è in vetta, però la squadra del Real Siracusa Belvedere è insomma lì ancora assolutamente con buone possibilità di agganciare la squadra del direttore Palma. In testa il Ragusa con 54 punti, 52 per Real Siracusa Belvedere, 50 Enna Calcio e 40 per lo Sporting Eubea, 39 per la New Pozzallo, 37 Sporting Priolo, 34 per il Caltagirone, 33 per il New Modica, 28 RG e Megara Augusta, 26 Floridia, 25 Frigentini, 21 Atletico Scicli, 17 Don Bosco 2000 ed infine chiude la classifica la Barrese con 8 punti. Prima di parlare del Ragusa, tanto per cambiare discorso su squadre che hanno un blasone con i nostri ospiti, voglio sentire la battuta del goleador che ha permesso alla squadra ragusana di battere il Caltagirone per 1-0. Parliamo di David Floro Valenza. Sappiamo dall'inizio che era una partita difficile contro un avversario tosto, però penso che avevamo l'atteggiamento giusto. Però perché è una partita difficile, abbiamo fatto più di un'ora con 10, la squadra ha dimostrato una testa incredibile, una forza incredibile. Il mio gol ha valutato questo lavoro invisibile della squadra. Abbiamo una vittoria meritata e siamo in testa di classifica. Ragusa in vetta, Ragusa che insomma sogna di ritornare a grandi livelli nel campionato di eccellenza, però ci sorge spontanea una domanda che faccio a Castorina. Mettiamo il caso che il Ragusa vada in eccellenza, le prospettive sono sicuramente quelle. Mettiamo il caso che il Marina di Ragusa rimanga in eccellenza. Che fanno? Due squadre della provincia di Ragusa così vicine fanno un campionato di eccellenza? Senza nulla togliere alla squadra di Utro che potrebbe addirittura giocare la Serie D la prossima stagione. Non lo so. Dividono il campo, fanno metà e metà. Non lo so, non ho idea. Perché il Marina di Ragusa comunque non avrebbe un campo omologabile per la Serie D. Immagino di no. Immagino che se dovesse andare in D dovrebbe giocare al Selvaggio. Non lo so, intanto facciamo andare... questo dispendio di energie economiche? Perché il calcio... Facciamo una squadra sola. Ma perché il calcio è bello per questo. Il calcio è bello perché tutti vogliono fare calcio e tutti devono essere più bravi degli altri. Voi ne avete un esempio, se non sbaglio, no? Messina e Città di Messina. Noi sono due realtà separate. Si era parlato di una fusione però. Anche lì quest'estate si era parlato di fare sinergia, poi per motivi loro non sono riusciti. Io credo che questo dispendio di energie inutili non fa bene a nessuno. Al calcio? Però è anche vero che il calcio, come nella vita, vive spesso di protagonismi, e allora non sempre tu riesci ad essere a metterti una perla di saggezza, a metterti un passo indietro rispetto a qualcun altro, e allora si creano queste situazioni Sei strane. d'accordo, Antonio? È una perla di saggezza, però è un dato di fatto, no? Poi alla fine. Ma è una perla di saggezza, come dire, pronunciata da uno che ci mette le mani tutto il giorno. Infatti, in una piazza difficile come quella di Messina. Ha una grande esperienza e quindi sa anche lui da dirigente com'è difficile fermare i presidenti. È una follia. E la verità è che come fai a calmierare gli istinti, la voglia, c'è gente che per un'intervista o per un'apparizione pagherebbe, per non dire... Io ne sono testimone di queste quindi cose. Da questo punto di vista non è semplice, perché poi tanti hanno i soldi ma hanno grande incompetenza e si fidano, si fanno il più delle volte perché c'è un dispendio economico esagerato e quindi ti fregano i soldi. Altri hanno le capacità, ma insomma
è belle, e ecco perché ti dicevo che il calcio polveroso dei campi dilettantistici è quello veramente dell'essenza primaria. L'altro calcio, tutti i dirigenti, tutti che escono dalle scuole master, tutti in giacca e cravatta, quindi è facile fare calcio, facile tra virgolette, no? Fare calcio a quel livello. La difficoltà sta nel mettere allo stesso tavolo 2 o 3 persone e lo fare diceva risultato. Ecco perché magari Salvo si è sentito irritato per fatto personale quando dicevo l'arguzia e la furbizia di Gianluca, che Cannavò segnatamente ad Acirale, non mettendoci forse neanche tanti soldi o zero, è riuscito comunque a far rinascere l'entusiasmo in una piazza dove quella è stata la sua forza. È stata la sua forza, adesso si è un po' defilato, però insomma è sempre... Io non sono irritato, sono irritato per quello che è successo l'anno scorso nei miei confronti. Comunque con questo signore, chiaro, signore basta, ma poi lui ha avuto la fortuna di avere alle spalle una piazza che vive di calcio, che ama il calcio. Allora, io so di tifosi che hanno fatto anche un prestito personale per dare la mano e iscrivere la squadra. Questa storia, conosco tante persone che hanno difficoltà perché sono in cassa integrazione nel supermercato, per la propria squadra del si sono fatti l'abbonamento, adesso hanno rilanciato una serie di mini abbonamenti di 4 partite e vanno lì col 50 euro, ma veramente privandosi della pizza il sabato sera. Questa è la dimostrazione dell'amore del calcio, l'amore per il calcio, e questa cosa un po' ci emoziona, però ci rendiamo conto che purtroppo poi ci si scontra, soprattutto quando sali di categoria, con realtà che sono totalmente diverse. È il motivo trainante. Noi si pensava 10-15 anni fa che il pallone si potesse sgonfiare con come dire, le minori risorse che invece c'erano. Invece il pallone è sempre lì gonfio, perché basta andare in una qualsiasi scuola calcio, vedere l'attenzione del genitore, che tante volte crea problemi agli stessi istruttori, esagerata, da lì vedi che spinta c'è, quindi a salire è vero. Comprendi che il calcio comunque in Italia perlomeno è un'altra cosa rispetto a tante altre nazioni, vedi Ajax. Voglio completamente sconvolgere adesso anche i nostri ospiti, perché parleremo anche di prima categoria in questa trasmissione. Stasera siamo pronti a tutti. È vero, con una realtà che chiaramente un po' si scontra rispetto, insomma, alle squadre che vedono protagonista sia Salvo Castorina che Antonio Foti. Ti interrompo, io sono contentissimo di parlare di prima categoria. No, lo so, perché non ti avrei invitato. Perché io vengo da lì. Bravo, io ancora la giacca e la cravatta non l'ho ancora messa, e in ogni caso, anche se io provengo da lì e sono orgoglioso di essere partito. Conosco il tuo percorso. Castorina, sebbene sia un grande professionista, non ha dimenticato. Conosco talmente bene Salvo, e sono sicuro che lui va a seguire le partite proprio per cercare Conosco la serietà di Salvo, perché insomma mi posso permettere di dire che lui era il capitano della mia Berretti, quindi è tutto dire. E con questo ho detto tutto e non voglio promozionare più di tanto, perché poi sembrerei anche di parte. Allora, parliamo di prima categoria, lo facciamo subito con il girone A e ricollegandoci a squadre importanti. Sciacca per esempio sta risorgendo, probabilmente vincendo questo girone A del campionato di prima categoria. Guardiamo i risultati che ci sono. Real Melfi 0-0 con il Città di Cinisi, sonante vittoria 13-3 della Città di Carini contro l'ultima in classifica del Colomba Bianca, e poi sorvolando, guardando gli altri risultati, chiaramente il big match Città di San Vito Lo Capo che pareggia in casa 0-0 proprio con la prima in classifica, l'Unitas Sciacca. 0-0 che è servito più che altro allo Sciacca per insomma cementare più di tante altre la posizione leader in questo girone A del campionato di prima categoria. Guardiamo la classifica, proprio la squadra di Sciacca in testa con 47 punti, ormai quasi vincente in questo girone, a seguire proprio il Città di San Vito Lo Capo con 38, poi via via tutte le altre, su tutti il Palermo Calcio Popolare, il Città di Cinisi con 37 punti. Vi do 20 secondi sullo Sciacca però, Antonio, mi necessita sapere se ti fa piacere che Sciacca possa ritornare sicuramente almeno sino alla Serie D. È chiaro, è fuori di dubbio
È stato un tormentone durante il corso di questa trasmissione. È chiaro che queste sono piazze, Sciacca, le Terme, adesso ci sono problemi anche lì come a Girale. Sciacca è una piazza grossa, in quel bacino riveste non solo da un punto di vista turistico una meta così, ma anche calcisticamente. Sciacca è stata come dire, ha fatto la Serie D per tantissimi anni, interregionale, come no? Quindi ti voglio dire, la prima categoria è strettissima per Sciacca, cioè, evidentemente ci sono le cadute e le risalite. È possibile che non ci sia un imprenditore, una società, una scuola calcio, un'associazione che si intesti una battaglia per dire noi basterebbe anche solo una persona, un imprenditore che crede nel progetto noi e siamo investe personalmente. Ultimi in tutto, ancora per fortuna lì c'è anche lì un bel carnevale, sono consorelle a girare Sciacca, secondo me, le Terme del carnevale così. Dico, ma riportiamo il calcio che, come diceva e dice un nostro comune amico, tra le cose meno importanti è il più importante il calcio, quindi da questo punto di vista anche portare una ventata lì di ottimismo, insomma Sciacca non può stare in prima categoria. Stare in serie in prima categoria. Chi invece probabilmente ha quasi due piedi nel campionato di promozione è il Valdinisi. Parliamo del girone D del campionato di prima categoria. Valdinisi che vince fuori casa 2-1 contro l'Orsa, guardiamo i risultati, e questa vittoria ancora di più allunga la possibilità di vedere la squadra volare verso il campionato di promozione, anche se l'Atletico Messina, vincendo fuori casa contro la Nike Torino per 1-0, ancora è lì alle sue spalle, però ormai mancano veramente pochissime giornate alla conclusione. Guardiamo la classifica e ci rendiamo conto come effettivamente il Valdinisi ha strabiliato tutti, una sola sconfitta e poi tutte vittorie, pertanto credo che sia meritatissimo in questo momento il primo posto, e anche con la prospettiva di disputare già praticamente tra non molto il campionato di promozione. Valdinisi con 57 punti, 46 l'Atletico Messina, 38 Città di Calatabbiano, 33 Juvelinia 1958, 28 il Promende. Anche lì insomma probabilmente qualche playoff salterà. Certamente siamo contenti perché insomma una squadra messinese che va a disputare il campionato di promozione per la prima volta fa sempre piacere. Abbiamo avuto proprio l'ospite un paio di settimane fa, il presidente, che era contentissimo di cavalcare l'onda del grande successo e della grande collaborazione del suo staff tecnico, e siamo contenti anche noi perché insomma quando una squadra di questo genere ben organizzata dimostra sul campo e fuori dal campo di avere i mezzi, disputare un campionato più importante ci fa senz'altro piacere. Passiamo adesso al girone del campionato di prima categoria. Anche qui un ritorno in grande stile probabile nel campionato di promozione per il Palagonia, che oggi vince in casa per 6-1, con l'Anisiana che invece non molla, anche se soltanto attardata di 8 punti, vince contro il Città di Catania per 2-1, mentre invece il Villaggio Sant'Agata, vincendo a Giarre per 3-0, aggancia la Russo Sebastiano con 36 punti al terzo posto. Guardiamola velocissimamente la classifica per renderci conto dettagliatamente come quest'anno la squadra di Costanzo ha pilotato alla grande questo girone del campionato di prima categoria, anche se fino a un paio di settimane fa con la sconfitta contro l'Anisiana sembrava insomma avesse un po' pregiudicato il suo cammino. Invece proprio dopo la sconfitta con l'Anisiana la squadra si è resettata, ha intavolato dei punti importantissimi e pesantissimi, adesso è distante 8 punti dall'Anisiana, pertanto quasi con un piede in promozione. Voglio a questo punto chiudere il campionato di prima categoria, così poi gli ultimi minuti li dedico ai nostri ospiti. Parliamo del girone F e lì parliamo della provincia di Ragusa, dove molte squadre sicuramente tentano l'aggancio al campionato di promozione, anche se in questo momento il Chiaramonte, vincendo in casa contro la Virtus Ispica per 6-1, è leggermente avvantaggiato rispetto alla Città di Comiso che è al secondo posto con 43 punti, Città di Comiso che ha vinto contro l'Avola in caduta libera per 2-1. Guardiamola la classifica perché poi voglio sentire una battuta anche con Salvo Castorina proprio sull'Avola, sul Comiso, sulla provincia di Ragusa, che un po' è attardata secondo me rispetto alle altre province siciliane. Chiaramonte in testa con 45 punti, con 43 il Città di Comiso, e poi leggermente attardato il Noto con 37, Mazzarrone
con 35, Percivri e Portopalo con 28. Salvo Castorina, certo l'Avola è in picchiata libera ormai da parecchie stagioni, il Comiso che sta cercando insomma di ritornare agli albori del passato. È una provincia che secondo me un po' sta soffrendo rispetto all'avanzata della provincia messinese, quella trapanese, quella palermitana. Sì, sostanzialmente sì, io credo che lì sia un problema di fondo, sia un problema legato anche ai settori giovanili. Che non esistono. Che non so in buona parte non esistono, no, lo confermo. Io non lo so se non esistono, però sicuramente saranno differenti rispetto a Messina, perché io parlo di Messina perché la vivo quotidianamente. Certo. Ci sono 3-4 realtà che hanno strutture importanti e fanno questo per lavoro, quindi il lavoro a 360 gradi, dal dettaglio si parte. Qui credo che non ci siano proprio le risorse umane, cioè non ci siano proprio i ragazzi né dirigenti né giocatori né atleti né giovani formare, ragazzi che per vogliono formare le squadre. Diventare calciatori. Avola, dico, dopo che hanno inaugurato il campo in erba sintetica, sì, un gioiellino sta lì a vivacchiare, è un peccato mortale. Avola che sino a un paio di anni fa faceva l'eccellenza. Noi 3 anni fa io ero ad Avola, sì, e ci salvammo facile, e poi dopo è iniziata la caduta libera, quindi al di là di tutto credo che sia anche un problema di progettualità, di dirigenti che non ci sono, e a questo punto di risorse che non vogliono essere investite, perché c'è una realtà come Avola, come Comiso, come qualcun altro che comunque non credo che non abbiano imprenditori, che non ci sia nessuno che possa fare. Io ho l'impressione, e su questo voglio sentire anche Antonio, che nessuno vuole più investire su questo tipo di calcio. Amano più possibilmente investire, amerebbero più magari investire su società più professionistiche, perché le passerelle e la risonanza televisiva e non solo potrebbe avere insomma una cosa positiva per chi investe. Certo, io non conosco nella realtà, proprio con grande conoscenza appunto queste realtà, salvo c'è stato a lavorare lì, però dispiace, però, dispiace sentire c'è il campo ma non c'è la squadra, c'è il campo che aspetta la squadra, veramente fa pena. Del resto il riflesso della medaglia, storie di calcio e della quotidianità, ci sono appunto società che stanno facendo bene, tipo il Marina di Ragusa, e non hanno il campo, quindi andranno a vincere probabilmente questo campionato, però poi sarà nasce un punto interrogativo il problema, oltre a organizzarti bene per la squadra. Attenzione, ma questo succede anche in prima categoria. Ho fatto l'esempio poc'anzi del Valdinisi, inizia di Sicilia, non hanno il campo, hanno creato una collaborazione con Ali, un altro paesino della provincia messinese, ma giocano in un campo che sicuramente la prossima stagione non può essere neanche omologato per il campionato di promozione. Pertanto questo problema è anche in eccellenza, ma è anche in prima categoria, però ritorno a dire che gli investitori non esistono nel calcio dilettantistico, perché evidentemente non hanno un ritorno. Probabilmente, chiaramente però il ritorno è direttamente proporzionale al campionato, le cose, quindi non si cerca la Fiat o la multinazionale. Sì, ma per arrivare in eccellenza alla Serie D devi fare un percorso di crescita, quindi se devi partire dalla prima categoria devi già investire in quella categoria. Chiaro, certo. E quindi questa è una Io credo che comunque queste sono delle realtà che si localizzano nelle categorie che meritano. Avola, mi dispiace dirlo, ma a parte un paio di apparizioni, poi ha sempre vivacchiato negli ultimi 30 anni, sempre in prima categoria, quindi a parte qualche... fece una Serie D un paio di anni fa. Sì, quando io forse avevo 2 anni. Dico, no, era l'anno in cui eri con l'Atletico Catania, allora 20 e passanni fa, dico... Catania 80, no, Catania 93. Ettore Tortorici è il Wikipedia dei campionati. No, voglio dire, a parte qualche meteora, poi hanno sempre vivacchiato in queste categorie, quindi vuol dire che purtroppo il loro target è quello. Poi alla fine è quello. Non possono stare tutte in Serie A o in Serie B, in Serie C. Sarebbe bellissimo. Se tu non riesci a mantenere un'eccellenza discreta per più di un anno, vuol dire che hai... Quello è il tuo limite. Quello è arrivata. Il Comiso non fa più l'eccellenza da
quasi 15 anni sì, e ha sempre vivacchiato in prima categoria. Poi lì vicino c'è anche Scicli, che è una grandissima realtà, che Scicli anche in quel non esiste caso più il calcio, è in fa la discesa. promozione. Vittoria, il calcio è Scomparso proprio, Cioè, Vittoria. stiamo parlando di realtà che... Per questo parlavo anni della fa- provincia di Ragusa, che sta soffrendo terribilmente, non riesce a venire fuori, si è un po' insabbiata per mancanza di investimenti, di uomini, perché poi ci vogliono anche gli uomini, Certo. i dirigenti che sappiano costruire progetti. Modica, Noto. c'era tutta quella fascia che comunque anni fa Dettava legge. Erano tutti in interregionale, in Serie D, sì. erano Sì. tutte- e piazze ambiziose, squadre fortissime. Forti, certo. Andare a giocare su questi campi era veramente Una atroce, battaglia. una battaglia, Caltagirone, un po' fior di scastandoci fior di da quest'altra giocatori. parte. Sì, insomma, stiamo parlando di calcio dilettantissimo, ma parliamo di città, realtà calcistiche che 1500, 2000. hanno creato un blasone fortissimo. come no. Benissimo. Allora, devo dire che oggi la puntata è stata una bella chiacchiera, ci è piaciuta perché abbiamo avuto insomma, la fortuna di avere ospiti in contemporanea, Antonio Foti e Salvo Castorina, che insomma di calcio masticano ormai da parecchi anni, quindi ci fa piacere proprio perché abbiamo avuto modo così di capire anche il loro pensiero. Per chiudere, iniziamo da Antonio Foti, ma stai seguendo qualche squadra adesso in questo particolare momento? Il Catania è la Sicula Leonzio, Sì. la Ciriale, poi un po' in serie... Per la Gazzetta. Sì, per la Gazzetta, sì. È un altro calcio. Sì, È un altro calcio. però anche lì, vedi, il giornalista, il corrispondente va di pari passo con i successi della squadra, perché io ho scritto per la Gazzetta tutti i giorni in Serie A, perché Chiaro, la Rosa ovviamente si occupa di tanti argomenti Chiaro, e quindi chiaro. servono più penne, per così dire. In Serie B, in Serie C il Catania oggi ha vinto bene al Ceravolo di Catanzaro, ma chiaramente il lettore, la Gazzetta non può puntare sebbene su una piazza grossa, anche perché poi le pagine regionali sono Sicilia e Calabria insieme e quindi si cerca di accontentare in 2 pagine, Chiaro, 3 un po' pagine tutti. tutte le Ma è piazze. sempre molto quindi, difficile. Speriamo, ecco. Questo calcio dilettantistico siciliano può aiutare le squadre professioniste? Certamente, senza ombra di dubbio, insieme alle scuole calcio, dico, e a qualche bravo dirigente, purché molti non devono avere la puzza sotto il naso e devono avere l'umiltà, perché quello è il lavoro che poi paga. Salvo Castorina ne è una testimonianza, parla come se stesse cominciando adesso, però ha una già bella un suo esperienza, background. ha un suo carnet. Quindi voglio dire, le scuole calcio, i dirigenti, l'imprenditore, messi insieme chiaramente col calcio ben organizzato, anche quello dilettantistico. Quindi Antonio, stai dicendo qualche professionista venga un po' a vedere in questi campi polverosi qualche talento, Non perché c'è sicuramente guardando partite su partite sicuramente qualcuno lo scoprirà. Non a caso mi permetto di dire, adesso non è che perché l'ho detto io è il prossimo Ronaldo, assolutissimamente, Cerra e Marcellino del Biancavilla sono 2 giovani, Marcellino è stato anche convocato con la rappresentativa, sono 2 giovani che già squadre di Serie B stanno seguendo. E quindi questa è una bella soddisfazione. Allora ringrazio Antonio Foti per la sua squisitezza, la sua competenza all'interno di Penalty. Grazie a te Ettore, e mi scuso per quelle volte che mi Ma hai sappiamo invitato. dei tuoi impegni domenicali, Sabato e quindi domenica noi siamo incastrarti un po' come qui i a preti, Penalty è sempre un impegnati problema. con le... Però ben venga, d'altra parte sai benissimo, non hai bisogno dell'invito, quando vuoi qui Grazie, la porta grazie. è sempre aperta, così come è aperta la porta anche per Salvo Castorina, che a Messina finalmente credo abbia trovato la sua giusta dimensione, con qualche sofferenza iniziale, però poi pian pianino, visto lavorando giorno dopo giorno, si acquista fiducia sia in società, la società acquista fiducia anche nei tuoi confronti, i risultati arrivano, c'è una prospettiva di una semifinale importante di Coppa, c'è una salita anche in classifica, pertanto io credo che in questo momento devi essere felice. Chiedimi se sei felice. Continuiamo a lavorare con la stessa voglia, la stessa passione da quando ho iniziato a fare il direttore sportivo. Poi i risultati purtroppo per noi sono fondamentali, no? Chiaro. E quindi noi come giocatori, come tecnici siamo legati a quello ed è il nostro biglietto da visita. Sogno nel cassetto? Che brutta domanda. Sogno nel cassetto è continuare questa fase ascendente della mia carriera, non trascurando comunque quello che sono anche altre cose della mia vita, perché comunque certo. il calcio non è tutto, il calcio è importante ma non è la cosa fondamentale.
Sicuramente mi piacerebbe continuare e provare a fare qualcosa di meglio. Un progetto più impegnativo, mi stai chiedendo? No, anche qualcosa di meglio, però io facevo il direttore sportivo in D alla Nissa e l'anno dopo andai in prima categoria, quindi non ho mai avuto paura a ricominciare. Se c'è qualcuno che investe, tu sei pronto a investire pure tu. Sicuramente se dovessi ritornare in giù non so se avrei la forza di ripartire di nuovo. No, bisogna sempre guardare in prospettiva. Lui il sogno già lo sta vivendo, perché fare il direttore in una piazza come Messina non è mai facile. Non è mai facile, però Messina è già un sogno per tanti, quindi anche in quella categoria. Certo. Io sono contentissimo di questo, spero che si continui su questa falsariga, spero di rimanere o di avere qualcosa di meglio, ma già l'anno scorso Cireale ed è una squadra, un club importante dal passato storico e glorioso. Quest'anno Messina è un gradino sicuramente un po' più in alto. Va bene, allora incrociamo le dita e ti auguriamo il buon proseguo con le buone prospettive. Grazie anche a Salvo Castorina, responsabile dell'area tecnica dell'ACR Messina del campionato di Serie D. Noi concludiamo questa puntata odierna di Penalty, vi ricordo che siamo in onda su Gold 78 tutte le domeniche in diretta a partire dalle 18:30 sino alle ore 20, vi ricordo che siamo anche in replica il lunedì a partire dalle 23:30, sempre naturalmente sul canale 78 di Gold 78, replica che potrete vedere anche per la costa ionica sul canale 114 di Persona TV, naturalmente anche in versione on demand sulla pagina Penalty di Facebook oppure sulla pagina personale Tortorici Ettore. Ringrazio come al solito lo staff tecnico che ha coordinato questa puntata numero 18 di Penalty, ovvero in regia Andrea Salerno e il coordinamento audio di Roberto Di Marco. Naturalmente un ringraziamento particolare va pure anche all'editore di Prima TV che ci ospita per quanto riguarda la sua messa in onda di questa puntata. Adesso vi lascio come al solito con la sesta puntata della Champions Story, raccontiamo la Champions League, noi umili servitori del calcio dilettantistico. Grazie a tutti e buon proseguo.